Seconda corsa, premio Enio, corsa riservata ai gentleman, cavalli a reclamare di 4 anni, 7 al via, 1 Amalfi dei Greppi, Nicola del Rosso, 2 Arabica, Caterina Dami, 3 Albacchiara là, Roberto Michelotto, 4 Aquila, Calogero Di Maio, 5 Stradino, Giuseppe Colantonio, 6 Annipan, Filippo Monti. In seconda fila 7 Alfredo Dipa, Stefano Paladini. Stacco della macchina, fan partenza anche Astradino, Annipan, ma partono un po' tutti. Veloce anche Amalfi dei Greppi lungo la corda, alla fine ci prova Astradino e passa sulla curva davanti a Amalfi dei Greppi, poi vediamo Arabica in terza posizione alla Albacchiara corda. LA squalificato. L'errore di Albacchiara, intanto accenna a spostare Amalfi in anticipo su Annipan. Mezza ruota da parte di Nicola del Rosso, intanto davanti è Giuseppe Colantonio con Astradino. Poi vediamo quarta alla corda Aquila. Tanto arriviamo al paletto dei 400 in 38 cavalli sulla seconda curva. Ormai si è adeguato all'esterno Filippo Monti con Annipan. La sua schiena è presa da Alfredo Dipa. Intanto arriviamo ormai al paletto dei 600 metri, passati dalla figlia di Zizanbrook Tour in 47. Siamo al passaggio davanti alle tribune, segue la pariglia Amalfi con di fuori Annipan, poi Arabica con all'esterno Alfredo Dipa. Segue poi Aquila, ora il ritmo è blando, la frazione qui davanti alle tribune in 15-4. Albacchiara LA viene fuori un primo giro in 1-2-4, intanto viene ripetuta la squalifica per Albacchiara là, che comunque è dietro al gruppo, intanto sempre davanti Astradino, Giuseppe Colantonio, si avvicina Annipan, 15-8 la curva, viene fuori il primo chilometro in 1-18-2, seconda posizione sempre per Amalfi dei Greppi a precedere Arabica, poi di fuori anche Alfredo Dipa. Siamo a 450 metri dalla conclusione, frazione delle scuderie, passato in 14-6, sempre in vantaggio Astradino con di fuori Annipan, poi Amalfi dei Greppi, di fuori anche Alfredo Dipa, lungo la corda stenta un po' Arabica, siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione, ancora salda e battistrada, Astradino che percorre l'ultima curva in 14-9, retta d'arrivo in vantaggio Astradino su Amalfi dei Greppi e Annipan, ultimi 100 metri, ma Astradino ha partita vinta con Giuseppe Colantonio, secondo posto per Annipan, mentre per il terzo sono vicini Amalfi dei Greppi e all'esterno Arabica, finita forte, che forse ha battuto l'avversario. 1,16 secco la media al chilometro per Astradino, la figlia di Zizanbrook Tour, del signor Bellasini Alessandro. Il training è quello di Daniele Cuglini, che viene a vincere in percorso di testa. Rivediamo la retta d'arrivo, molto elegante la leva di Giuseppe Colantonio, che viene a vincere in percorso di testa. Il secondo posto per una comunque valida Annipan, mentre per il terzo vediamo se erano molto vicini Amalfi dei Greppi e Arabica. Secondo me Arabica l'ha battuto, ma attendiamo il giudizio del giudice d'arrivo.